Allora, tra gli incidenti che si verificano con gravi conseguenze e ripercussioni, torno a sottolineare la morte gravissima, altrettanto grave, lo sappiamo, è l'incidente che provoca una menomazione. E di questo voi non fate l'analisi, non li prendete in considerazione, però sono altrettanto frequenti, no? Beh, analizziamo gli infortuni non solo mortali, sì, ma anche naturalmente che non portano alla morte. Dietro a un infortunio importante c'è sempre una tragedia familiare, certo, ma sì, anche sociale, dico io, no? Nel senso che non colpisce solo la famiglia, che è la cosa naturalmente più tragica, ma colpisce la società nel suo complesso, anche da un punto di vista economico, perché si parla di costi della sicurezza, ma non si parla dei costi che poi ne derivano dalla mancanza della persona che non è più produttiva, che non può più lavorare, che ha un costo sociale, eccetera. Ci sono dei costi comunque quando avvengono degli infortuni. E questo è un obiettivo della Comunità Europea che si è data anche per questo motivo. Sempre relativamente quindi a questo aspetto. Di ridurre i costi. L'altra questione invece che secondo me meritano un po' di attenzione e anche di chiarimenti è quello dell'alternanza scuola-lavoro, perché ci sono stati purtroppo diverse situazioni, magari c'erano anche in passato, adesso sono state portate agli onori della cronaca, io non lo so, adesso magari lei ce lo spiegherà, di incidenti che si sono verificati proprio quando la persona in realtà era in età scolastica ma doveva fare questo periodo in azienda, periodo che peraltro ha una sua utilità perché ti consente di entrare a contatto con la realtà lavorativa, fare esperienza ed eventualmente trovare un lavoro perché poi l'azienda vede e è attenzionata nei confronti di questo giovane. Cos'è che non funziona? Cos'è che secondo lei va rivisto? Perché al di là delle polemiche che poi sono insorte da parte delle famiglie ma anche dei ragazzi su questo. Sì, allora io mi sono interessato di questo aspetto ancora parecchi anni fa. Mi sono interessato quando ho cominciato ad avere figli di amici che mi chiedevano di fare questi periodi che sono molto brevi poi di alternanza scuola-lavoro all'interno della mia azienda. E da lì ho anche capito come funziona sostanzialmente il rapporto tra istituto scolastico, azienda e persona che deve poi, e ragazzo che deve fare. Spieghiamolo a chi non ha l'azienda, che non fa queste cose, come funziona, in modo tale che si comprenda. Sì, normalmente è la scuola che ha contatti con alcune aziende, ma molto spesso è anche la persona, cioè il ragazzo o la famiglia del ragazzo, tramite lui, insomma, che si interessa di trovare un'azienda che lo ospiti e quindi può fare la proposta alla scuola che a sua volta fa la convenzione con l'azienda. Quindi o l'azienda viene proposta dalla scuola o anche lo studente può proporre alla scuola un'azienda che conosce. Io ho sempre consigliato ai miei amici di conoscere l'azienda perché è vero, in Italia si lavora bene, si lavora abbastanza in sicurezza nonostante gli infortuni, però un giovane di 16 anni, 17 anni sicuramente non ha esperienza quando entra in un mondo dell'azienda. Allora, a parte il fatto che molto spesso poi sono periodi talmente brevi che questi ragazzi possono solo rendersi conto di che cosa succede nel mondo del lavoro e questo secondo me è l'obiettivo principale di questi periodi di alternanza scuola-lavoro, cioè che il ragazzo si renda conto di cosa succede in un ufficio. Quando vengono da me hanno più o meno 10-15 giorni, hanno il tempo di girare i vari uffici, rendersi conto cosa succede nell'ufficio amministrazione, rendersi conto cosa succede in un ufficio marketing, rendersi conto cosa succede in un ufficio tecnico, oppure vedere come svolgiamo i corsi di formazione, gli facciamo fare magari anche il corso di primo soccorso, il corso antincendio, che si rendano conto di come funziona la realtà lavorativa. Questo è lo scopo vero del periodo di alternanza dei mesi in scuola-lavoro. azienda. Come? Alcuni stanno un mese in azienda, insomma stanno un periodo più lungo. Dipende, ma non stanno moltissimo comunque, non fanno in tempo ad acquisire capacità lavorative, per cui l'imprenditore che ospita questi ragazzi per questi periodi di alternanza scuola-lavoro non ha nessun motivo di sfruttare, cioè non riuscirà mai a sfruttare, perché si è sentito dire che molti imprenditori sfruttano queste occasioni. Sì, perché gli fanno fare un certo tipo di lavoro che poi diventa appunto la causa dell'incidente. Allora, il mondo è grande e quindi casi ce ne sono di tanti. Per carità, potranno esistere anche queste persone, però sinceramente non ne conosco molte. Quello che può succedere invece è che questi ragazzi vadano in azienda e vengano messi lì oppure vengano affiancati a qualcuno senza istruzione, senza avergli fatto prima una preparazione anche da un punto di vista formativo
su che cos'è la sicurezza, come comportarsi, come non comportarsi, ma soprattutto dove andare, dove non andare, e quindi affiancarli anche a persone che devono sapere che sono in qualche maniera responsabili del ragazzo. Cioè sono responsabili, non in qualche maniera, decisamente c'è la responsabilità. Decisamente c'è una responsabilità che naturalmente è sempre in capo al datore di lavoro e all'organizzazione, quindi dipende poi dalle competenze della persona a cui viene affiancato. Ma allora che cos'è il fatto che abbiano protestato tante famiglie, gli studenti stessi, dicendo bisogna togliere questa cosa qui, non serve a niente? Che cos'è che non funziona o cosa dovrebbe essere fatto ulteriormente per evitare poi che, anche in percentuale tutti gli incidenti sono pochi, per fortuna, però succedono. Sì, succedono. Allora, intanto quando il periodo di alternanza scuola-lavoro viene svolto in un'azienda a basso rischio, naturalmente ci sono meno problemi, ma anche lì comunque va sicuramente fatta una formazione prima. Formazione che può durare anche un giorno, 2 giorni, ma Quindi prima di fare bisognerebbe 10-15 giorni bisognerebbe dedicare un giorno o 2 alla sicurezza e quindi formare queste persone. Dovrebbero essere formate anche prima, ma naturalmente la formazione corretta la puoi fare solo quando individui l'azienda, sai che azienda è, che attività vengono svolte all'interno di quell'azienda. Potrebbe essere un adempimento a carico dell'azienda, ma che solitamente però poi storge il naso a prendere il ragazzo, o a cura della scuola naturalmente. Però sarebbe importante organizzare bene queste cose perché alla fine i ragazzi si possono rendere conto di che cos'è il mondo del lavoro. Le dicevo prima, se il ragazzo gli fai fare un periodo in un certo reparto, oppure in amministrazione, oppure in un ufficio marketing, oppure in produzione, si può rendere conto anche quali sono le sue attitudini e cosa gli piacerebbe più fare. Quindi per scegliere anche poi una scuola, nel caso proseguisse, di tipo diverso rispetto a quello che pensava. E invece gli stage, quelle frequentazioni che sono dopo, verso il termine degli studi, che servono anche proprio tante volte l'azienda vorrebbe accaparrarsi quasi lo studente, anche quelle perché gli fanno fare già qualcosa di importante. Sì, lì sono stage post scuola, sono stage che durano 3-6 mesi e sono periodi importanti in cui normalmente se poi la persona ha delle competenze e si rende utile all'azienda, l'azienda solitamente ha tutto il vantaggio di assumerla poi a tempo determinato, indeterminato che sia, ma comunque assumerla con un contratto collettivo. Però sono utili, cioè secondo voi? Secondo me sono molto utili quelli, cioè noi lo troviamo utile. Anche qua non si parla di sfruttamento perché anche qui si dice che si sfrutta, ma lo stage è un momento di inserimento in un'azienda. Infatti, è forse quello che non ne sono ben consapevoli le famiglie ma anche i ragazzi stessi, perché in realtà un momento è una porta di accesso all'azienda. È una porta di accesso. E ti fa conoscere se la realtà potrebbe interessarti oppure se non potrebbe assolutamente interessarti anche il meccanismo di lavoro, i sistemi aziendali diciamo così, di socialità, questo è un altro aspetto importante. Certo, anche perché lo stage può essere interrotto da entrambe le parti, quindi sia dal datore di lavoro che dal ragazzo, in ogni momento, mentre ricordiamoci che in un contratto a tempo determinato la persona deve rimanere per tutto quel periodo di tempo. La stessa persona non può stare a casa, non è solo il datore di lavoro che deve portare a termine il contratto, ma anche la persona che viene assunta con un contratto a tempo determinato deve rimanere per quel periodo.